Sì, oggi si tiene finalmente, dopo il periodo Covid che ha impedito di riunirsi in persona, una nuova assemblea dell'Associazione Retina Veneto, APS, un'associazione che conosco da anni e che è veramente un valore aggiunto per il nostro ospedale di Campo San Piero, per il reparto di oculistica che opera a livello di eccellenza. Ma questa associazione, guidata dal presidente Antonio Ongaro, che è veramente una figura vulcanica, come è stato definito, una persona che ci mette tanta passione ma soprattutto guarda anche ai risultati, sa veramente dare un valore aggiunto, come dicevo. È stata acquisita per il reparto una RetCam, che è una tecnologia fondamentale per la diagnostica nei bambini prematuri, e la prematurità è un altro punto di eccellenza del nostro ospedale, quindi la collaborazione anche con la neonatologia è molto intensa. Voglio ricordare che il presidente Ongaro, insieme al primario anche Marzio Chizzolini, è stato premiato lo scorso anno con il premio internazionale Giovanni Paolo II ed è stato veramente un evento di riconoscimento importante.